I finanzieri della tenenza di Roccella Ionica hanno scoperto una rilevante frode fiscale messa in piedi da 4 imprese, di cui 3 operanti nella Locride e una in Puglia, le quali attraverso l'emissione e l'utilizzo di numerose fatture relative a operazioni economiche in tutto o in parte inesistenti hanno evaso imposte da pagare al fisco per circa 3 milioni di euro, denunciando 5 persone. Situazione analoga a Scalea, dove i finanzieri hanno individuato ricavi non dichiarati per oltre 3 milioni di euro e un'IVA relativa pari a 800.000 euro. A far scattare i controlli, secondo quanto comunicato, è stata l'individuazione di movimentazioni bancarie anomale e per importi consistenti sul conto corrente di una nota ditta del posto, che si è scoperto aver omesso dichiarazioni dei redditi ed IVA per gli anni d'imposta 2007 e 2008. Un duro colpo alla cosca Fora Stefano è stato inferto dai carabinieri del ROS e del comando provinciale di Cosenza, che questa mattina hanno dato esecuzione alla misura di prevenzione patrimoniale a carico del defunto Gaetano Novelli, già condannato per usura nel processo Omnia, alla pena di 9 anni di reclusione e deceduto l'8 ottobre 2010. È stata pertanto disposta a carico del defunto Novelli la misura di prevenzione patrimoniale che prevede, anche in caso di morte del soggetto proposto, il sequestro nei confronti degli eredi. I sequestri odierni hanno riguardato terreni ed edifici, nonché società operanti nel settore della distribuzione di carburanti e numerosi conti correnti bancari per un valore complessivo di 1.500.000 euro. È scattata nella notte a Gioia Tauro un'operazione della polizia denominata Oro Rosso per l'esecuzione di 6 ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP di Palmi a carico di altrettante persone accusate in concorso tra di loro in più circostanze di furto e ricettazione di tonnellate di rame, per lo più sottratte alle ferrovie e alla Telecom. Inoltre sono stati eseguiti decreti di sequestro preventivo di 2 società con sede a Gioia Tauro, aventi ad oggetto sociale la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione di materiali ferrosi e similari. Continua l'ondata di caldo che dalla fine di giugno sta investendo l'Italia. Dopo Circe, primo break dell'estate che ha portato a un calo delle temperature fino a 10 gradi, ora è la volta di Ulisse, che pare potrebbe battere il precedente record del 2003. Secondo le previsioni di Antonio Sanò, direttore del portale ilmeteo.it, nel fine settimana fino a giovedì 9 agosto, il drago africano, vento caldo proveniente dall'entroterra algerino, soffierà e farà impennare la colonnina di mercurio in Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia e potrebbe portare le temperature fino a 40 gradi. La Sala Consiliare e la città di Crotone hanno ospitato ieri pomeriggio uno dei volti più popolari dello spettacolo italiano, Pino Insegno. Insegno ieri sera nello scenario del Parco Archeologico di Capocolonna ha proposto lo spettacolo Edgar Allan Poe, racconto di un uomo, inserito nella programmazione del Magna Grecia Teatro Festival, giunto al secondo appuntamento per quanto riguarda la tappa crotonese. Insegno ha definito Edgar Allan Poe, racconto di un uomo, uno spettacolo multimediale. Musica, prosa, danza si fondono insieme costruendo un vero e proprio racconto sull'amore, quello passionale ma anche ossessivo.